È polemica al calor bianco nel PD nuorese sulla questione dell'accoglienza dei profughi e sulla decisione del Comune di Nuoro di aderire al progetto SPRAR, il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, stilato dal Ministero dell'Interno e dall'ANCI per un'accoglienza dei migranti diffusa sul territorio con piccoli numeri proporzionali alla popolazione residente. Sulla questione Davide Montigi, capolista dei Popolari Riformisti di Nuoro e Gliastra, alle primarie del PD, attacca Torre Sulas, capogruppo del PD nel Consiglio Comunale di Nuoro. Ieri il consigliere comunale, criticando la scelta dell'amministrazione nuorese di aderire all'iniziativa SPRAR, l'aveva invitata in sostanza ad occuparsi prima dei nuoresi. Non si può che restare sbalorditi davanti alle dichiarazioni del capogruppo Torre Sulas per diverse ragioni, scrive Montigi in una nota. La prima, la più lampante, è legata alla confusione che il capogruppo fa riguardo allo status di rifugiato rispetto a quello di migrante. Si tratta di persone con problematiche ben diverse rispetto ai rifugiati che fuggono da paesi in rovina, devastati da guerra e terrore. La seconda, continua Montigi, è che ci si aspetterebbe di leggere dichiarazioni di questo tipo da consiglieri comunali di altri schieramenti, non certo da chi dovrebbe rappresentare i valori di solidarietà, rispetto e di aiuto verso i più deboli, verso gli ultimi. Incitare ad una guerra tra poveri, mettendo in connessione i nostri troppi cittadini in gravi difficoltà economiche con i rifugiati, sembra solo il tentativo maldestro di spostare l'attenzione al piccolo orticello che si vuole salvaguardare. Il Partito Democratico, conclude Montigi, non può accettare che il proprio capogruppo in città si esprima in questi termini, in piena antitesi rispetto ai nostri valori, cui non possiamo abdicare neanche in momenti di grave difficoltà economica come quelli attuali. La storia dovrebbe essere ricordata per non incorrere negli stessi errori del passato, sempre che la si conosca, conclude Montigi.